Ciao imbruttiti, oggi siamo a Torreglia in provincia di Padova in mezzo ai Colli Euganei e oggi vi racconto la storia di un imprenditore agricolo che rappresenta la creatività veneta. Si è inventato i tulipani euganei. Siamo qui con Marco Dainese, lui ha 45 anni nella sua azienda di tulipani e miele. Lui ha avuto questa bellissima idea di ricreare un turismo di relazione, ma ce lo facciamo spiegare da lui. È partita semplicemente dopo 2 anni di pandemia, no? Che avevamo l'arcobaleno, no? Che tutte le case avevano questo arcobaleno, andrà tutto bene. Questa idea con la famiglia di riprendere questo arcobaleno, fare 13 file, non è proprio dritto, è un po' convesso, dunque riporta un po' l'arcobaleno. 50.850 in esattezza. Siamo presi direttamente in Olanda, abbiamo organizzato il trasporto col camion refrigerato per portarli giù. A ottobre e novembre 2 mesi di lavoro per metterli giù. In Italia non abbiamo una macchina che mette giù in automatico come in Olanda, no? Ho dovuto fare le corsie, poi a mano fare le buche, mettere il verso giusto del tulipano, cioè il bulbo tulipano, perché ha un verso, non puoi metterlo al contrario. E dunque è tutta un'attività manuale. E siamo una famiglia di apicoltori. La veneranda età di 7 anni, ero bambino, il mio maestro delle elementari mi ha passato questa passione qua dell'apicoltura. Dunque questi sono i precoci, ovviamente per cercare di allungare il più possibile la fioritura e arrivare a 3 settimane abbiamo piantato sia precoci, medi, tardivi. Adesso quelli in fioritura sono i precoci e sto iniziando i medi. Come minimo adesso durerà 15 giorni, la terza settimana dipenderà dalle condizioni meteo. Un mese l'anno? Eh sì, solo un mese all'anno, sì. Cogliere i tulipani, rendere felici le persone, no? Creare anche relazione tra le persone. Siamo organizzati a gruppi orari, 50 persone al massimo per gruppo, e queste persone alla fine relazionano fra di loro. Stanno sedute sulle balle di fieno lì e parlano, e dunque questa è anche una nuova agricoltura, l'agricoltura delle relazioni. Okay? 2 turni alla mattina, 2 turni al pomeriggio, perché dobbiamo contingentare il numero di persone massime per numero di tulipani, perché ognuno arriva qui, può camminare in mezzo ai filari, raccogliere i tulipani e farsi il mazzo. Paga in base a quanti ne raccoglie, assolutamente sì. Adesso sono 35.000 persone che vogliono venire, ma non ho posto per 35.000 persone. Sì, oltre alla raccolta viene qui a fotografarsi in mezzo ai filari, cresciuti assieme, dormono assieme, guardami. Come si chiama? Chanel, il gatto, e Kira. Ciao Chanel! Questa è la zona dove abbiamo predisposto le balle di fieno, no? Che uno si può sedere a mirare a fioritura, che se l'hai proprio di fronte. E abbiamo tutta una serie di cesti, ognuno arriva qui, prende il cesto, cammina in mezzo ai filari, raccoglie i tulipani, li inserisce in cesto, si fotografa con il cesto, che sono fotografie bellissime. Cioè da ieri siamo aperti tutti i giorni, in questo momento fino al 18. Un cuore di tulipani rossi, l'apice sarà fino a una settimana, e l'idea era di espandere l'anno prossimo e farlo ancora più grande, ma molto... Qua si fa così, cestello, tulipani, scegli quello che vuoi, lo tiri su e fai il mazzetto. E dopo se va a pagare il conto. Quindi questa è la tipica gallina padovana con il ciuffo, vedi, la particolarità è il ciuffo. Potete vedere anche le tipiche galline padovane. Sì. Allora, questo è l'uovo della padovana. Okay. Queste invece sono uova color cioccolato molto particolari di galline Marans. Produciamo miele di acacia, ciliegio, castagno, tiglio, la melata, e poi andiamo in Barena a Jesolo, che è una zona di terra dove è bagnata dalle maree, dunque è un terreno salmastro, e lì produciamo un miele molto particolare, dolce e salato alla fine. Perché salato? Perché questi arbusti crescono su Laguna Veneta, produce un nettare salato ed è un miele raro, se ne produce pochissimo. Poi portiamo via gli alveari di notte, facciamo proprio una transumanza, viene chiamata una transumanza, li portiamo in Barena, proprio in mezzo al mare, alla Laguna Veneta. Facciamo a luglio e agosto perché è il periodo di fioritura. La Laguna Veneta diventa azzurra, violacea da questo arbusto. Vanno a farsi le ferie, insomma, anche loro. Te, la tua compagna e tuo papà. Sì, i miei figli. Eccolo qui. Questo è il miele di Barena, molto particolare, è l'unico al mondo e viene fatto solo qui in Veneto. Ecco, a Trattoria Giovanni e Tulipani Euganei abbiamo pensato di fare un nuovo percorso. Da Tulipani Euganei si percorre una stradina bianca, si arriva a Trattoria Giovanni e poi si va su per un percorso che abbiamo appena riaperto e si fa un anello bellissimo, panoramico a 360 gradi, che si chiama Terre Bianche, dove vedi la Laguna Veneta, vedi Venezia perfino, vedi Verona, le Alpi. Qua
abbiamo la trattoria che ti ha pure intitolato il panino. Qua abbiamo i carletti nostrani che vengono raccolti qua, pestati, un po' frullati. Sarebbe un'erbetta spontanea, così tipica nostra, insomma. Bresaola di cavallo. Sempre in saonara. Si chiama mastea, fatto da latte vaccino. Questo è il tulipanino, la nostra proposta del tulipanino. Bresaola, formaggio e pesto di E carletti. pesto di carletti. Questo è un regalo che vale più di una collana d'oro. Oh. Bellissimi. Grazie a voi. Grazie.